Buonasera, bentrovati con Cantanola Gigli di Nola in radio, in questa nuova puntata, in questa edizione del 2025. Siamo davvero agli sgoccioli, ormai il dado è tratto, mancano pochissime ore al via alla festa con i gigli spogliati, la processione, e poi ci sarà la settimana che porterà la ballata. Buonasera Lello. Buonasera Giorgio, scusatemi un po' raffreddato, visto il tempo tra caldo e freddo, aria condizionata e via dicendo, siamo un po' raffreddati. Comunque mi scusi con i nostri radioascoltatori per questo voce un po' particolare e un po' a terra. Buonasera da parte mia, benvenuti alla quinta puntata, e questa è anche l'ultima puntata. Vi ricordo che potete votare fino a venerdì prossimo, quindi oggi è mercoledì, avete ancora 2 giorni per votare le canzoni, anche se c'è stato all'ultimo momento un cambio di classifica, c'è stato, perché qualcuno è andato a votare una canzone che non l'avevano votata, quindi vediamo, tiriamo i sorti sabato mattina e vediamo chi ha vinto alla fine. Benissimo, quindi io vado subito ad elencare i thank you di Cantanola del 2025, che sono i seguenti: Carmine Napolitano, fotografo, Nola e Napoli; Minichini Meeting Club, via Castelcicala, Nola, scusate anche un po' di tosse c'ho; Tutto ufficio Buffetti di via Circonvallazione a Nola; Bar Minichini Pasticceria sempre a Nola e via Stella; Tenuta la Marca Eventi Ristorante via San Francesco a Saviano; Fratelli del Piano Group a Nola; Gioielleria d'Amore a Nola; Packet Ristorante a Domicella; Farmacia Visconti Nola; Gassone Pizzeria in via Roma a Cimitile; Gruppo Vecchione Home, Falegnameria Talese Nola; Al Cardinale Pizzeria Mugnano del Cardinale; Studio Legale Raffaele Boccia a San Giuseppe Rusiano; La Gatta Abbigliamento Extra Large a Brusciano; Gioielleria Cierno a Saviano; Cellerini Argenteria a Firenze; Bassanella Argenteria a Firenze; Neon Carma località Pizzoni Nola; Antica Fioriera di Filippis; Cantanola Show Eventi; Sartorie Marinare Moda Mare; Ecaipo Mod, Liudu Parfum e infine Cantanola Show Eventi. Allora, abbiamo elencato i thank you, che noi ringraziamo sempre fedelissimi tutti gli anni. Bene, allora noi questa sera faremo ascoltare tutte le canzoni in gara per intero. Fino adesso abbiamo fatto ascoltare solamente una piccola sintesi, però giustamente vogliamo farle ascoltare per intero, proprio per farvi decidere, per qualcuno ancora indeciso su quale votare. Però vi ricordo, manca pochissimo per la fine della votazione. Ricordiamo, saremo impegnati tutta la settimana appunto con il Giglio del Calzolaio, dove presenteremo tutte le serate, e lunedì sera ci sarà proprio la serata Cantanola, dove verranno premiate le canzoni vincitrici, ma verranno premiati anche coloro che gli ascoltatori che hanno votato. Bene, allora facciamo un piccolo, prima di ascoltare facciamo giusto, avremo un ospite tra poco, Antonio D'Ascoli, verso
una ventina di minuti. Vogliamo insomma ricordare che quindi sta per volgere insomma questa nuova festa del 2025, non tra poche difficoltà, soprattutto dovuta insomma alla mancanza di un'amministrazione. Il sindaco è stato eletto da pochissimo e quindi la mancanza anche della Fondazione Festa dei Gigli, che anch'essa è stata commissariata, e peraltro poi si sono messe insomma altre circostanze collaterali, come quella dell'agitazione. Apprendevo appunto dei vigili, dei dipendenti comunali, che hanno portato in questi giorni un po' di scompiglio nelle strade di Nola. Sembra che tutto volga al meglio, ma vorrei soprattutto fare un apprezzamento per i maestri di festa, che davvero sono stati molto bravi quest'anno a trovare un'intesa tutti insieme, e peraltro quindi d'accordo tra di loro, hanno quindi proprio a dimostrazione che quando c'è buon senso non c'è bisogno di qualcuno che sia dall'alto a manovrare i fili, ma quando c'è buon senso si può fare tutti. Difatti hanno siglato un protocollo anche sugli orari da rispettare durante la ballata dei Gigli, ma poi tutto quello che concerne la sicurezza. Ci sarà sabato, come tutti d'accordo, la ballata, però tra di loro hanno preso accordo già su come posizionare i gigli, su dove effettuare i cantieri. Ormai manca solo questa sera il panettiere, se non sbaglio, ad alzare la borda, poi ormai davvero, perché manca davvero pochissimo. Quindi di comune accordo hanno trovato un'intesa davvero perfetta. Poi ci terrei ancora a fare un plauso a un'altra iniziativa che è sorta proprio in questi giorni, il Consorzio dei Cartapestai Nolani, un'altra iniziativa molto bella, che tende a valorizzare quella che è appunto la cartapesta nolana, ma soprattutto con i consorzi si può accedere a finanziamenti, si può promuovere l'iniziativa e quindi far crescere, insomma, e portare avanti questa tradizione. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltarci le 9 canzoni in gara, che sono Ortolano 1990 a borda di Felice Parisi, Salmire 1969 L'amore lontano di Felice Caccavale, Bettoline 1989 O Giglio Cantinera di Lorenzo, Panettiere 1977 Chi vuoi più da Vigliangora, Barca 1991 La Barca d'amore di Tommaso Piatti, Beccaio 1978 e Corro Francesco Basile, Calzolaio 1982 Oculatore di Enzo Parisi, Fabbro 1996 Ricordi Raffaele Caccavale, e infine il Beccaio 1995 Fata di Suona di Carmine Parisi. Qua c'è stato un errore, perché noi avevamo messo il Sarto 1995, però era il Beccaio. L'hanno sottolineato, e a dire la verità se la stanno pure votando. Sta cambiando qualcosa, poi vedremo lunedì prossimo alla fine chi vincerà questi primi 3 posti, primo, secondo e terzo posto. Ricordiamo che la serata si terrà davanti al Giglio del Calzolaio in via Piazza Marco Claudio Marcello lunedì che è 23 giugno a partire dalle ore 21, quindi ci sarà il Cantanola di Lello De Lucia e Giorgio Napolitano, e tutta la settimana saremo lì a presentarvi tutti gli artisti, tutte le varie cose che verranno fatte dai maestro di festa Enzo Cutolo. Quindi saremo lì, se qualcuno ci vuole venire ad onorare siamo lì per tutta la settimana, e il sabato siamo vicino al Giglio ad accogliere i comitati con le fanfare, sempre in piazza Marco Claudio Marcello. Allora Giorgio, che ascoltiamo le prime 3 canzoni? Bene, partiamo così con il Giglio dell'Ortolano 1990 a borda, a cantare è Felice Parisi. A borda. Testo di Felice e Salvatore Nappi. Musica di Felice Natalizio. Canta Felice Parisi.
sei sapore del faccio, non è soltanto non è passione, e usando il suo paese, casa che c'era qua, a sto momento, ritorno voglio c'era, lo stesso sentimento, che tanto tempo fa, facito ma parlare, sono di avventolare, mi ammazzo nato di casa non sapevo una vita, poi festa bella tu non si cagliato, sistema che le danno, non fai cantare, e che torniamo una più bella nato, mamma calma me, e tu soltanto tu, facito ma parlare, sono di avventolare, mi ammazzo guarda la testa vacanza come vola, sono tutta amici e sono varietà, sono gente su paese, non ci sta niente a fare, essere vocale, un mio pensiero, un fede gusto d'ora, è tutta volontà, che sta qua, mi sciura non vorrà, e mi sa terza data, non usa che non ha. Marito la guarda, una luna nell'anno, da me stessa città. Abbiamo ascoltato così il Giro dell'Ortolano 1990 a Borda, a cantare era Felice Parisi. Allora, come dicevamo, quindi ormai manca ancora qualche giglio da costruire, le borde sono state tutte alzate, ricordiamo tutti gli 8 gigli alzeranno dal cantiere, gigli spogliati dal cantiere fino alla postazione, quindi sabato dalle ore 20, quindi ci sarà appunto questa bellissima serata che coinvolgerà tutte le paranze, tutti i gigli. Volevi aggiungere qualcosa, Rello? No, Giorgio, infatti è la prima volta che alzano tutti gli 8 obelischi, vediamo come andrà a finire perché i cantieri ne sono pochi, specialmente lì a Piazza Collegio come parlavamo, se non sbaglio ne sono 4, addirittura 5. 3 mi sembra, sì. Quindi qualcuno è stato cambiato. Però dai, ce la dobbiamo fare perché sì, niente, tutti vanno al proprio, chi se ne va a piazza, chi rimane a Piazza Collegio, chi se ne va a Piazza Paolo Maggio, chi se ne va verso l'altro giglio, verso ecco, se non erro, a Piazza Palomaggio e Piazza Clemenziano, ecco, non le due piazze. Mentre da ricordare che sempre sabato, se non sbaglio, o forse domenica mattina, verrà costruita la barca. No, io ho segnato 21 giugno, 21 giugno costruzione barca in Vico Duomo. Ah, Vico Duomo, quindi la mattina, sì, mattina verrà costruita, quindi
già quando passa la processione diciamo che la barca è lì in Vico Duomo. Mentre poi il 21 pomeriggio ci saranno gli 8 obelischi da alzare, e poi sarà tutta la settimana di festa, come ben sapete, dei vari gigli, dei vari artisti, delle varie corporazioni che hanno invitato davanti al proprio giglio. Ripetiamo, noi saremo tutta la settimana davanti al giglio del calzolaio della famiglia Cutolo, che presenteremo a tutti gli ospiti. Oggi è arrivato anche il manifesto, che ci saranno da lunedì, sarà la prevenzione il Cantanola, poi subito seguirà la band con vari cantanti, poi il martedì ci sarà Giussi Attanasio, il mercoledì ci saranno una serata cubana, offerto anche della frutta esotica, poi allora adesso la dico io, diciamola bene, tutto sì, il programma. sì, perché non l'avevo davanti, sì, Ok, allora il 22 giugno partirà il Talk Show Club Napoli, 24 giugno invece ore 17:30, 23 giugno dalle 17 Hollywood Animazione, dalle 21:30 Festival della Canzone Nolana, quindi poi con la premiazione Cantanola. 24 giugno Hollywood Animazione, e dalle 22:30 ci sarà il concerto di Giussi Attanasio. Mentre per quanto riguarda 25 giugno, quindi dalle ore 22, serata cubana con Ivan Nunez, tagliata di frutta e free bar. Mentre 26 giugno, ore 21:30, estrazione del biglietto del quadro di San Paolino di Severino Fiotti, cerimonia di beneficenza. Alle 22:30 ci sarà il DJ set Valerambo. Poi il venerdì 27 è il venerdì delle cene, mentre 28, quindi giornata dei comitati, noi saremo a presentare tutti i comitati davanti alla postazione del Giglio, e poi o giorno più bello il 29 giugno. Questo era un po' il programma del Calzolaio, che vi ripeto ci vedrà coinvolti per tutta la settimana direttamente. Bene, adesso andiamo ad ascoltare quindi un'altra canzone, andiamo ad ascoltare il Giglio del Salumiere. Quest'oggi vi dicevamo che stiamo facendo ascoltare per intero, proprio per permettervi di fare una valutazione complessiva su chi non l'ha fatta ancora, e quindi di votare ancora per poche ore il voto aperto. Salumiere 1969, L'amore lontana, a cantare è Felice Caccavale. San Paolino 1969, Giglio del Salumiere, Mastri Fest, Minieri Salvatore e Vassallo Salvatore, Capovaranza Peppe Capanilli, L'amore lontano di Mario Langella e Felice Iorio, canta Felice Caccavale. Che sta belle San Paolino, muce fai a suonare e cantare, e si vorano turbine, in del vecchio venerdì. Lontana stai, mi dà salute, ancora via da fuori a me, parla del cielo, grida la gente, mi sulla chiagna avanzata a me. Salvatore pure tu all'are, sta scusando sta città, fondatore da Marine, di Caciglia stanno a fare. Uomo denaro, tranquillamente, buona bambina mortalità, 49, che cosa dire, se la manina da
Abbiamo ascoltato così anche il Giglio del Salumiere. Passiamo subito quindi a quello successivo, Giglio del Battoliere 1989. O Giglio del Battoliere. Tanta fantasia, sta malattia ritorna in cerchia, rasa per bene come una pazzia, piano veramente non ce la faccia. Poi festa per la mia festa ancora, se lo facciamo a catene chi sta ancora, il cielo cantava a te questa canzone, con tanta gioia e felicità. Ma non macchine qualità, si manda per voluta tutta centra, Maria Basila, ora città. Poi ciglia per mia ciglia colora, basta famiglia da saputa fa, uffera, goccia e così gelida, o santa cara sta città. Stanno insieme figlia, con tutto loro povera che fa, ma festeggia con fede a San Bambina, e che c'è la casa da fare. Balanza per la mia balanzidora, sulle castagnina scuola ne valora, saluta e a mia svassa se ne va, entusiasma la tua città. Abbiamo ascoltato il Giglio del Battoliere 1989 o Giglio do Cantiniera, cantare di Lorenzo Marotta. Adesso andiamo ad ascoltare il Giglio del Panettiere 1977. Che vuoi più? Davide Angelo. Intanto Giglio del Panettiere 1977. Che vuoi più? Di Platanella e Natalizio, canta Davide Angora, orchestra Maestro Natalizio. Stai sempre insieme a me, chiamami a
Abbiamo ascoltato anche il Panettiere 1977 QVQ, Davide Angola. Adesso andiamo ad ascoltare La Barca e dopodiché appunto apriremo l'appuntamento con il nostro ospite, dopodiché ascolteremo le altre canzoni. Quindi adesso andiamo ad ascoltare La Barca del 1991, Barca d'amore, a cantare è Tommaso Piatti. Barca d'amore, tetto di Alfonso Piatti, musica di Tommaso Tutto, canta Tommaso Piatti. Guarda la donna di barca d'amore, ricordo che va la palla d'amore, che voglio bene la guarda sulla bandiera. Andavo nella festa con mamma, barca mia, cucina per la gara, tu chiamate che sarà mamma, tu torno dal Salvador. La voce sembra bene, amore mia, io non mi stava balanza nuova dosse amarcanata, canale guarda non c'è sta. Le matte feste un nome avvicinato, un nome buona nome quando c'era, figure non fanno mandare. Abbiamo così ascoltato anche il Giglio, La Barca d'amore. Allora ricordiamo che settimana prossima naturalmente ci sarà il pieno di artisti, ogni Giglio ha organizzato una propria scaletta di incontri, mentre quello organizzato dal Comune, ricordiamo, ci sarà il 2 luglio il concerto di Enzo Avitabile e i Bottari a Piazza Duomo, mentre il 3 luglio concerto musicale di Fred De Palma sempre in Piazza Duomo alle ore 21. Questo è per quello organizzato dal Comune di Nola. Bene, andiamo così, dimmi. Allora, sì, il nostro ospite purtroppo Antonio D'Ascoli è impegnato in una manifestazione a presentare un libro, lo riproviamo più tardi. Adesso andiamo ad ascoltarne il Giglio del Beccaio 1978 e canta Francesco Basile. San Paolino 1978, Giglio del Beccaio, maestro di festa Salvatore Lamarca e figlio, presidente onorario Giuseppe D'Avanzo, capo Paranza Vincenzo Castaldo, Paranza Nolana di Pollicino. E corro di Cesarano inno, canta Francesco Basile.
sta passeggiando trovando poco, ma sente pizzica, ma bella voglio correre, e corra vai a andare, e corra vai a stare. Basta a volte l'uccidio, facciati da giugno torna, quando faccio un po' di pena, basta l'era stai ormata. Rosetta e Salvatore, con figli a Vicentina, se nuovo ma ste festa, da ciglio da candiera, andava da fa, ma non a San Marina, a gloria sta città, o magna sta città. Basta solo un fischio, una guardato comandese, già sopra uno stimaglione, a sfilare senza barriera. A mente che paranza e che stiamo vicino, non guarda che sti spalla, sono voce tesoro, Vicenza comandare, Vicenza iniziale, oggi che faccio un bar e parle fa spazzare. Vicenza comandare, Vicenza iniziale, oggi che faccio un bar e parle fa spazzare. Bene, abbiamo ascoltato il Beccaio. Vorrei fare 1978. un inciso. Lo ricordiamo, quest'anno si festeggiano i 50 anni della Paranza Trinchese, ma vorrei fare un applauso, un complimento anche alla Paranza Pollicino, che appunto è arrivata alla terza generazione, e quindi anche questa è una paranza storica, una paranza che veramente nel tempo, insomma, continua davvero a stare sempre ad altissimi livelli. Allora, abbiamo ascoltato il Beccaio 78 e Corro di Francesco Basile. Adesso ci andiamo ad ascoltare il Calzolaio 1982, Ocullatore di Enzo Parisi. Giglio del Calzolaio 1982, maestri di festa, Nicola Cutolo, Adele Romeo e figli. Presidenti onorari, Arturo Romeo, Enrico Cutolo. Paranza Nolana, San Massimo, di Nicola Trinchese. Presentano Ocullatore, di Salvatore Esposito e Felice Natalizio. Canta Enzo Parisi. Grazia ricevuta San Paolino, Adele bella mi va calcola, canta per un'ora stamattina, sotto a Sicilia ma mette paiazzata, damma maglietta bianca che la fine, si rennatava la mamma. E viene a pressa a me, stiamo vicina, grazie a Socina, me da parlare. E mo senta musica vicina, chiagni sto coro va felicità, e mi parlo sciacca strini, pronta a Sicilia, ma poter parlare, tenga maglietta bianca che la fina, tutta sudata ma caccia fa, e non dà
amicizie tutta sta città, donna fatta stanno insieme fino, sul ciglio bello che termina da passa ringhesa flausa, passi via, un baranzolo male non c'è sta, e panni come culo via, voglio che stanno ora di badare. E panicolo con la mattina, voglio che stanno ora di badare. Calzolaio 1982, Oculatore di Enzo Parisi. E oramai questa canzone, che diciamo qualcosa? No, vabbè, è Diciamo che- diventata sicuramente iconica, è diventata un punto di riferimento perché Oculatore è una figura che spesso viene un po' trascurata, si parla sempre di Paranza in senso generico, però di solito non si dà mai risalto alla figura del curatore, che è quella che veramente è centrale nella festa, perché è quello che si sacrifica, è quello che non tutte le paranze, voglio dire, attraversano sempre momenti belli, ci sono alcune paranze magari momenti brutti, spesso non dipende neanche dalla paranza, ma dipende magari dal giglio, che ricordiamo che può essere che ci sia, insomma, che vada su un cantone oppure avanti oppure indietro, e quindi si sacrificano di più alcuni cullatori. Però ci hanno regalato un giorno, il giorno del cullatore, che è Il 12 giugno, il 12 giugno è la giornata del cullatore, speriamo che prenda sempre più piede. Io però vorrei, oltre al cullatore, quello che pensavo, ci sono tante altre figure che magari vengono un po', ecco, non vengono messe in risalto durante la festa, che sono tutte le maestranze di quelle che lavorano il legno, di quelle che lavorano la cartapesta, di quello appunto i progettisti, ma che sono pure quelli che compongono i versi, la musica, quelli che suonano, insomma davvero è un insieme di tanti mestieri, professioni, arti, che messi insieme, insomma, fanno poi questa magnifica melodia che è la festa dei Gigli. Quindi spesso si parla solo del capo Paranza o della parata, ma invece purtroppo, cioè veramente non è ridotta così la festa, ma bisogna dire grazie, insomma, a tutti i componenti. A chi lavora dietro le quinte, che sono Assolutamente. veramente tantissimi, infatti già iniziano dal mese di febbraio a preparare le barre, i barrielli, quindi pensa un pochettino già 4-5 mesi prima a preparare. Ma già poi- se vai vicino a un giglio in costruzione, no? Allora vedi le varie misure dei chiodi, le varie misure dei perni, le varie misure insomma proprio dei pezzi che compongono il giglio, cioè è un grande puzzle dove davvero c'è il lavoro di tantissime persone e tanta competenza e tanta professionalità. Ritornando al discorso del cullatore, ci hanno dedicato anche un'altra cosa, la domenica dei Gigli c'è il ragù del cullatore. Questa è una cosa importante. Questa sì, ci sono dei piatti tipici, insomma, che ognuno porta nella memoria, non so, tipo a te La quale... candela spezzata Allora, è fatto con il candela- ragù, con Perfetto. la braciola, La braciola che non deve mancare, la braciola sicuramente. Poi, candela non so, spezzata. sì, si fa un'insalata alla parmigiana, non so se tu la fai, da Vabbè, poi però diciamo il ragù del noi avevamo cullatore è anche quello il là. provolone di San Paolino, il provolone di San Paolino che era quello praticamente un provolone semipiccante di Paolicchio, che pure tipicamente si fa durante la festa dei Gigli. Poi non ne ognuno parliamo. ha un proprio Non pranzo parliamo libero. questo Noi di- però avevamo tipo le mangiare. polpette con i peperoncini verdi di fiume, con quella poi un'altra tipicità, insomma ognuno ha proprio nella propria famiglia poi una tradizione del piatto domenicale, che Preferito. intanto deve essere molto sbrigativo, perché poi le donne non possono
stare tante ore a preparare, il ragù perché devono dove è godersi la sbrigativo festa. comunque, Il ragù però lo lasci pippiare, insomma lo lasci sul fuoco, lo lasci pippiare, e poi ovviamente puoi fare o la candela spizzata, puoi fare anche una tagliatella al forno. L'importante è lasciarlo pippiare per molte ore, magari mentre ecco, ti guardi tutta la festa tutta la notte, però la fai il giorno prima. Benissimo, andiamo avanti, mancano ancora 2 canzoni da ascoltare, a dire il Fabbro 1996 Ricordi di Raffaele Caccavale. Ricordi di Biagio Esposito e Pasquale Acirno. Io mi ricordo che quindi per noi non c'entrava più di passione, quando riasse la canzone, e quella ragazza stava Abbiamo ascoltato anche il Giglio del Fabbro 1996. Ricordiamo, sono le canzoni del concorso Cantanola Gigli di Novi Radio, la canzone del Novecento. Noi ogni anno proponiamo una selezione di 9 canzoni, l'importante è che rientrino fino al 1999. Quindi siamo arrivati quest'anno, diciamo la più vecchia è quella del 1969 e la più recente invece è proprio questa del 1996. 95. Fabbro 96, tu c'hai 95? No, io c'ho il Beccaio 95. Beccaio, no, questa qua è il Fabbro del 96. Sì, e poi c'ho il Beccaio 95, Padre di Suon. Sì, no, diciamo la più recente è il 96. Ah, 96, sì. Okay. Allora, adesso andiamo ad ascoltare l'ultima canzone del concorso Cantanola. Fate dei Suon di Carmine Parisi, Beccaio 1995. Fata dei Suon di Nicola Natalizio, Felice Natalizio Junior e Carmine Parisi. Canta Carmine Parisi. Quando dirlo ma dire va bene.
ascoltato Fat dei Sun del Giglio del Beccaio 1995. Noi c'è stato un errore su questa canzone, avevamo segnato Sarto 1995, ma bensì è il Beccaio 95. Allora Giorgio, ormai siamo ai codi. Siamo ai titoli di coda, però naturalmente Cantanova non finisce qua, perché poi insomma continueremo ad aggiornarvi sicuramente su tutto il resto della festa, anche con delle dirette, quindi continuate a seguirci e poi probabile ci sia una trasmissione a fine festa dei Gigli. Intanto vi aspettiamo in tanti da lunedì davanti al Giglio del Calzolaio a Piazza Marco Claudio Marcello, saremo tutta la settimana lì a presentare tutte le serate, ci sarà da divertirsi, da condividere tanti bei momenti, quindi anche per un saluto vi aspettiamo in tanti veramente. Bene, facciamo partire la sigla. Naturalmente ascoltiamo i Thank You D'Alello. Sì, allora che sono Carmine Napolitano, fotografo a Nola e Napoli, Minichini Meeting Club via Castelcicala a Nola, tutto ufficio Buffetti a Nola, bar pasticceria Minichini via Stella a Nola, tenuta la marca Eventi a Saviano, Fratelli del Piano Gruppo a Nola, Gioielleria d'Amore a Nola, Pacchet Ristoranti a Domicella, Farmacia Visconti Nola, Gastone Pizzeria via Roma Cimitile, Gruppo Vecchione Home, Falegnameria Talese Nola, al Cardinale Pizzeria Mugnano del Cardinale, Studio Legale Raffaele Boccia San Giuseppe Vesuviano, Abbigliamento La Gatta Extra Large a Brusciano, Gioielleria Cerno a Saviano, Cellerina Argenteria Firenze, Bastianella Argenteria Firenze, Neon Canum località Pizzone in Nola, Antica Ferreria di Filippis a Nola, Cantanola Show Eventi, Sartorie Marinare in Modamare, Ecaip Mode e infine Lulu Parfum a San Giuseppe Vesuviano. Bene, allora vi salutiamo, vi diamo appuntamento a lunedì, ricordate dalle ore 21 ci sarà appunto la serata Cantanola dove conoscerete anche i vincitori del concorso Cantanola e quindi poi insomma ci sarà una liete serata con le canzoni dei Gigli davanti al Giglio del Calzolaio a Piazza Marco Claudio Marcello. Da parte mia Giorgio Napolitano, una buona serata e a risentirci a presto. Da parte mia ancora mi scuso con i radioascoltatori che sono abbastanza raffreddato stasera, purtroppo vi saluto, vi do appuntamento a lunedì prossimo davanti al Giro del Calzolaio. Viva Nola, viva San Paolino, viva la festa dei Gigli e un bacio, ciao!